Vittima di un infortunio sul lavoro, è morto in ospedale l'operaio goriziano Andrea Mian, di 53 anni. Stava lavorando in un cantiere per l'acquedotto a Udine quando è stato travolto da una lastra di metallo. A Trieste è diagnosticata la tubercolosi ad un medico addetto alle vaccinazioni. Richiamati per controlli in ospedale 3.500 bambini. L'esperto rassicura difficile lo sviluppo della TBC, che comunque è una malattia curabile. Offriva i suoi servizi di maga a persone che la raggiungevano nel Monfalconese da tutta la regione. Non le è però riuscito un trucco: scomparire al fisco. La finanza ha scoperto redditi nascosti per 160.000 euro. Via libera della Giunta Comunale di Udine al progetto che cambierà il volto della storica via Mercato Vecchio. Tante le perplessità dei commercianti, cittadini favorevoli invece alla pedonalizzazione. Iniziano a profilarsi i rientri dei tanti infortunati in casa udinese. Per sabato Iachini dovrebbe poter contare su Badu, mentre Samir e Alfredson si prenotano per la Juve. Più lunghi i tempi per Widmer. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Apriamo parlando di un infortunio mortale sul lavoro accaduto questa mattina a Udine in via Cotonificio. A perdere la vita un operaio di 53 anni, Andrea Mian di Gorizia. Stava operando per conto di una ditta di Ronchi dei Legionari nella zona di pertinenza del CAFC. Una pesante lastra di acciaio gli è caduta addosso, schiacciandolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e nulla hanno potuto gli sforzi dei sanitari per salvarlo. Andrea Mian, 53 anni, di Gorizia, è morto in ospedale a Udine per le ferite riportate questa mattina in un incidente sul lavoro. Il tutto è avvenuto in un cantiere nel cortile retrostante la sede CAFC di via Cotonificio, nel capoluogo friulano. Erano circa le 11 di questa mattina quando gli operai di una ditta esterna, la ICI Coop di Ronchi dei Legionari, stavano scaricando dei pesanti oggetti metallici da un camion. Per cause ancora in corso di accertamento, una pesante lastra d'acciaio è sfuggita al controllo degli addetti ed è rovinata addosso a Mian, schiacciandolo. I suoi colleghi hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118 con un'ambulanza ed un'automedica e gli uomini dei vigili del fuoco, partiti dal comando di via Popone. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano ed Andrea Mian è morto. Pare che fosse il suo ultimo giorno di lavoro in quel cantiere. Sul posto anche gli uomini della polizia per capire le dinamiche della vicenda. Esprimo il profondo cordoglio e il dolore della città e mio personale di fronte a questa tragedia che ha colpito la nostra comunità con la morte di un operaio, simbolo dell'etica del lavoro per questo territorio. Così il sindaco di Udine, Furio Onsel, che ha espresso vicinanza alla famiglia per la morte dell'operaio in via Cotonificio. È una notizia che mi rattrista molto. Giunga alla famiglia l'espressione del mio più profondo cordoglio, ha poi detto l'assessore regionale al lavoro Loredana Panariti. Credo sia sempre più necessario, ha aggiunto, rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione per far capire che non si tratta di impedimenti ma di elementi indispensabili per ridurre il più possibile gli incidenti e migliorare la qualità del lavoro. E un grave incidente si è verificato nella notte a Gemona del Friuli, lungo la statale 13. Un ragazzo di 28 anni della zona ha perso il controllo dell'auto, è uscito di strada ed è finito contro un muretto. L'incidente è accaduto alle 2:30 all'altezza di una curva verso sinistra. La macchina ha poi terminato la sua corsa ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona che per estrarre il giovane dalla vettura hanno dovuto tagliare le lamiere. Le condizioni del 28enne sono apparse fin da subito molto gravi, tanto che una volta in ospedale è stato subito portato in terapia intensiva. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara, se ne occuperà la Polstrada di Tolmezzo. Ed ora ci spostiamo a Trieste per un caso che farà sicuramente discutere. È stata diagnosticata la tubercolosi ad una pediatra, immediato il richiamo in ospedale per 3.500 bambini. Il medico infatti si occupava delle vaccinazioni. L'azienda sanitaria universitaria integrata si è dunque mobilitata, saranno controllati tutti i bambini al di sotto dei 6 anni che sono entrati in contatto con il pediatra.
Allarme tubercolosi a Trieste. La patologia è stata diagnosticata a un operatore sanitario che si occupa di vaccinazioni in convenzione. A scopo precauzionale e preventivo, l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha deciso di controllare tutti i bambini al di sotto dei 6 anni che sono venuti a contatto con la persona durante l'effettuazione della vaccinazione. Da oggi dunque tutte le famiglie dei bambini che sono stati vaccinati dall'operatore o operatrice, sono circa 3.500, saranno contattati telefonicamente secondo un criterio di priorità. La stessa ASUI Trieste fa sapere di aver attivato 6 ambulatori al Dipartimento di Prevenzione del comprensorio di San Giovanni in via De Ralli 3 per effettuare i test di controllo. Il bacillo, spiega Riccardo Tomins, direttore della struttura operativa complessa di igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale, ha una progressione lenta, quindi non è urgente andare a fare il test Mantoux, che viene effettuato iniettando sotto la cute una piccola quantità di antigene che consente di fare la diagnosi. La lettura si esegue dopo 78 ore. Se la persona risulta positiva, significa che in qualsiasi momento della sua vita è venuta a contatto con la malattia, ma non che questa sia in corso. I casi ritenuti positivi saranno riferiti al Burlo. Sul sito istituzionale della SUI saranno pubblicate tutte le informazioni attinenti al caso. E sulla vicenda abbiamo chiesto qualche chiarimento al direttore della clinica di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Udine, Matteo Bassetti, il quale spiega che la trasmissione della TBC può avvenire tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. Solo il 10-15% delle persone infettate dal batterio sviluppa la malattia nel corso della vita. Malattia che però, spiega l'esperto, è una malattia curabile. A Udine ogni anno si segnalano dai 30 ai 50 casi. I sanitari, come i medici, come gli infermieri, come tutti quelli che hanno rapporti con i pazienti, possono essere a rischio di contrarre anche loro una malattia infettiva, come la tubercolosi. Ma i rischi ci sono perché inevitabilmente la malattia è una malattia che può essere trasmessa attraverso la tosse, attraverso il respiro, se questo... Ma la tubercolosi ai giorni nostri fa ancora paura o c'è la terapia che riesce a tenerla sotto controllo e a debellarla? Ma direi che paura non ne deve fare, perché con un mix di antibiotici si riesce a curare molto bene, si ritorna perfettamente dove si era. L'importante è diagnosticarla, perché la tubercolosi è una malattia che è difficile da diagnosticare ma facile da curare, per cui il messaggio è pensare alla tubercolosi da parte dei nostri medici, da parte di tutti noi, e non pensare che sia una malattia scomparsa, perché nella realtà è una malattia che non è mai completamente scomparsa. Non si è mai visto un calo dei casi. Noi viaggiamo mediamente su 30, 40, 50 casi all'anno di tubercolosi, che sono numeri significativi che fanno sì che sia una patologia continuativamente presente alle nostre latitudini. Inevitabile sul caso la polemica politica. Chiedere chiarezza è il capogruppo della Lega Nord alla Camera, Massimiliano Fedriga, che parla di lassismo nel comparto sanitario e si dice pronto ad intraprendere iniziative anche parlamentari a tutela dei bambini e più in generale dei cittadini. Il caso di TBC a Trieste è la dimostrazione che purtroppo il lassismo nel comparto sanitario in Friuli Venezia Giulia è sempre più ampio e più pressante. Noi domandiamo oggi che la Regione e l'azienda sanitaria territoriale faccia chiarezza su come è stata contratta la malattia dalla professionista e che si mettano in atto immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare le famiglie ed i bambini. Inoltre chiediamo da quanto tempo l'azienda sanitaria sapeva del caso, con certezza e chiarezza, altrimenti metteremo in atto tutte quelle misure, sia parlamentari, sia giudiziarie, per tutelare i cittadini di Trieste e i bambini di Trieste. Eventi come questo, per quanto rari, possono accadere. L'importante è che il sistema sia preparato a farvi fronte a tutela della salute dei cittadini, ha detto l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca. E la risposta del Servizio Sanitario Regionale, ha precisato, è stata pronta ed efficace. Dichiarando di aver apprezzato la collaborazione del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, l'assessore Telesca rassicura sulle procedure di profilassi adottate durante le visite mediche degli stranieri richiedenti asilo. Vengono effettuate le prove tubercoliniche e in caso di dubbio l'esame radiografico.
Ed ora ancora cronaca, si rivolgevano a lei per la lettura dei tarocchi e per la sua attività di medium persone provenienti da tutta la regione. Riceveva una decina di clienti al giorno, a ciascuno dei quali chiedeva mediamente 30 euro al giorno. Al fisco però aveva dichiarato redditi per 100 euro in un anno. Nel Monfalconese è finita nei guai una maga, la Guardia di Finanza ha scoperto ricavi sconosciuti all'Agenzia delle Entrate per 160.000 euro. Leggeva tarocchi e si presentava come medium, ma la magia più difficile, scomparire agli occhi del fisco, non le è proprio riuscita. A spezzare l'incantesimo è stata la Guardia di Finanza, che ha scoperto come a fronte di 100 euro all'anno dichiarati, una donna residente nel Monfalconese aveva sottratto al fisco ricavi per più di 160.000 euro e non versato IVA per 35.000 euro. Le Fiamme Gialle isontine, a fronte di un numero sempre più corposo di persone, uomini e donne, che si avvalgono di questo genere di servizi, hanno posto sotto la lente una serie di attività esoteriche. Raccolte notizie sul territorio, hanno concentrato l'attenzione su alcune posizioni ritenute di dubbia legalità. Gli uomini della Guardia di Finanza di Monfalcone hanno svolto numerosi appostamenti davanti all'abitazione della donna, notando quotidianamente un notevole viavai di persone, considerato indicativo del buon andamento dell'attività esercitata. La maga, molto conosciuta, leggeva soprattutto i tarocchi, ma era ricercata anche per la sua attività di medium. Tra l'altro, affermava di mettere in contatto le persone con i propri cari defunti. Riceveva una decina di clienti al giorno che la raggiungevano un po' da tutta la regione e dai quali si faceva pagare mediamente per ogni servizio circa 30 euro. Nessuno di loro, riferiscono le Fiamme Gialle, ha dato l'impressione di essere uno sprovveduto. Raccolte le dichiarazioni dei clienti, identificati e sentiti, le Fiamme Gialle hanno ricostruito puntualmente il volume d'affari generato dalla donna. E la cronaca racconta dell'ennesimo sequestro di cuccioli. Una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia ha controllato nel weekend un furgone con targa rumena nei pressi del valico di Sant'Andrea. All'interno sono stati trovati 6 cuccioli di razza bulldog francese nascosti nel vano bagagli. Il conducente ha mostrato i documenti per il trasporto degli animali, ma ad un controllo più accurato sono risultati falsi. I cuccioli erano tutti sprovvisti di microchip, sono stati sequestrati mentre il conducente, un cittadino rumeno, è stato denunciato per traffico di animali da compagnia privi di documenti. Ed ora attenzione puntata su via Mercato Vecchio, nel centro storico di Udine. La Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto di restyling, tante le novità, la posa della pietra piasentina al posto del porfido, l'eliminazione del dislivello tra i marciapiedi laterali e la strada e anche l'eliminazione del passaggio degli autobus. La gran parte dei commercianti sentita oggi in via Mercato Vecchio pare però essere contraria a questa rivoluzione. Sentiamoli. Siamo in via Mercato Vecchio, in particolare questo sarà il nuovo volto di via Mercato Vecchio. Tornerà quindi la pietra piasentina, sparisce il porfido e l'autobus. Queste le novità che fanno riferimento appunto a questa rivoluzione della via centrale di Udine. Noi abbiamo sentito i pareri sia dei commercianti ma sia anche dei cittadini o di chi passa qui in via Mercato Vecchio. I pareri sono contrastanti e soprattutto i commercianti dicono di no. Va d'accordo né me né la maggior parte dei commercianti di via Mercato Vecchio, perché comunque non ha senso chiudere ulteriormente questa via. Già adesso il traffico è limitato e a mio parere noi ne risentiamo, perché basta spostarsi un paio di vie oltre dove le macchine possono entrare, c'è comunque più vita, più movimento e quindi dal nostro punto di vista sarebbe un danno enorme chiuderla completamente. La chiusura totale porterebbe a una desertificazione ulteriore del centro. Io sono dell'idea che i centri storici bisogna riaprirli e farli usufruire solo ai mezzi non inquinanti. 2 marciapiedi, uno signorile coperto, uno esterno non coperto. C'è spazio per tutti, non occorre camminare in mezzo alla strada dal mio punto di vista. Si possono risparmiare parecchi denari riutilizzando il porfido, è lì da una vita, lasciamolo dov'è, lo mettiamo a posto. Invece che l'autobus non passi? Questa è una cosa che io onestamente non riesco a giustificare. Allora, vuoi pedonalizzare, vuoi chiudere? Non mi togli l'autobus, ne metti 3 o 4 di linee. Aspetta di chiudere completamente a livello di pedonalizzazione tutta la via e sicuramente potrebbe essere un'opportunità per
per noi commercianti. L'importante è che venga fatto un progetto, secondo me, valido, soprattutto per poter far ampliare anche i bar, per poter dare delle sedute, del verde, quindi creare nella via una sorta di piazza che potrebbe rianimare questa via storica. E poi ci sono i cittadini, molti dei quali sono favorevoli alla pedonalizzazione di via Mercato Vecchio. La signora è di Udine e gira in bicicletta ed è favorevole al rinfacimento di via Mercato Vecchio. Sì, alla chiusura del centro storico, pedonale come in tutte le città, sia in Austria che anche, io ho visto a Padova, io ho studiato a Padova è trasformata da quando tutto chiuso, lo stesso Torino, per cui sì, assolutamente sì. Anzi, sarebbe ora, è già tardi, perché da tempo diciamo sempre che varie città giriamo, vediamo, per esempio Ravenna è tutta pedonale e i negozi sono aperti, tutto funziona. Qua da noi non so perché, se non passano le macchine non funziona nulla. Però mancherà l'autobus, questo servizio. Ma da Piazza Primo Maggio penso, per venire qui, invece di qui prenderlo in Piazza Primo Maggio, mi pare che sono 2 passi, insomma, la gente dovrebbe combinare lo stesso, no? Qua adesso Piazza Primo Maggio è ben servita, interno, esterno, lascio la macchina, faccio 2 passi, mi fa bene fare 2 passi e mi godo le vetrine. Non arrivare in macchina, ormai non ci arriva quasi più nessuno qua in macchina, arriva qualcuno in autobus, ma non mi sembra una cosa che... Intanto l'autobus riparte e quindi questo è un servizio sfruttato in via Mercato Vecchio e secondo lei potrebbe essere un limite toglierlo? Beh, è un limite sicuramente, perché il servizio va a spostarsi fuori da via Mercato Vecchio e poi tornando un attimino anche alle spese, che non credo siano i momenti giusti in Italia adesso di spendere soldi per andare a cambiare un porfido che è lì da 300 anni e può andare avanti ancora 100. La Regione si appropria delle azioni di Autovie Venete che la provincia di Udine aveva acquistato nel 1954. Lo denuncia il presidente dello stesso ente, Pietro Fontanini, annunciando di aver presentato ricorso. Continua lo smantellamento della provincia di Udine, pezzo dopo pezzo. Sì, stanno per scomparire le azioni di proprietà della provincia di Udine che riguardano Autovie Venete. Nel 1954 la provincia di Udine ha acquistato al valore attuale 1.300.000 di azioni di Autovie Venete. La Regione con legge ha detto che queste azioni sono di sua proprietà. Noi abbiamo fatto ricorso al Tribunale perché riteniamo che questa non sia una cosa corretta, perché sono soldi stanziati dalla provincia, usati dalla provincia e oltre ad aver fruttato in questi anni gli utili, non riteniamo che sia corretto portarceli via. Se la Regione vuole, noi siamo disposti a venderle. Noi abbiamo tante cose da fare, abbiamo ad esempio le scuole che ci chiedono continuamente risorse per sistemare i locali, quindi 1.300.000 euro li spendiamo nello spazio di 15 giorni. Quindi veramente queste cifre sono significative, importanti e ripeto, sono patrimonio della storia della provincia di Udine, che non è nata ieri, è nata molto prima della Regione perché abbiamo 200 anni di vita e non è corretto utilizzare norme di legge per portarci via i beni senza un controvalore. L'iniziativa del Comune di Pordenone, che ha deciso di celebrare l'inizio dell'anno scolastico con una messa al Sacro Cuore, ha scatenato tutta una serie di reazioni. Molti rivendicano la laicità della scuola, ma l'amministrazione comunale va avanti. Ci spiega il perché nella prossima intervista il consigliere delegato all'istruzione e dirigente scolastico Alessandro Basso. È un segnale per far partire bene l'anno scolastico, tanto più che abbiamo deciso di posizionarla assieme al Vescovo alle 18 del pomeriggio, per cui chi desidera partecipare a questo momento vi partecipa, chi non desidera parteciparvi non vi partecipa. Qualcuno ha polemizzato sul fatto che non è una cerimonia civile ma è una cerimonia religiosa. La cerimonia civile c'è stata di fatto perché il primo giorno di scuola alle 8 io assieme al sindaco abbiamo avviato
questa buona prassi di andare ad aprire l'anno scolastico in una scuola. Siamo andati alla scuola media Terzo Drusin, abbiamo incontrato tutti i ragazzi della scuola media e anche quelli della scuola primaria Gozzi di via Vesalio, per cui diciamo il momento civile c'è assolutamente stato. Il momento religioso è un momento a cui teniamo particolarmente, senza retropensieri, senza ideologie né di laicismo né di altra natura, però come dire, abbiamo accolto volentieri questa proposta che era arrivata anche da tanti cittadini, il Vescovo a sua volta l'ha accolta e giovedì al Sacro Cuore alle 18 sarà celebrata questa messa alla nostra presenza. In vista del Natale, quali saranno le indicazioni per le scuole cittadine? Innanzitutto io non mi posso permettere di dare nessuna indicazione, penso nemmeno il sindaco la vorrà fare. La scuola nella loro autonomia deciderà se fare i presepi, se fare i canti. Certo, se devo dare un parere personale, io sono a favore del presepe, nelle mie scuole c'è sempre stato, dei canti nelle mie scuole ci sono sempre stati, non hanno mai leso la pluralità religiosa e culturale di nessuno, e per cui ben venga anche il rispetto delle nostre tradizioni come matrice culturale fondamentale del nostro Paese. La fase che vive oggi l'economia mondiale presenta un rallentamento delle economie asiatiche, una crescita minima di quelle occidentali. Tra le conseguenze un minor consumo di acciaio e quindi una richiesta inferiore di nuovi impianti siderurgici. Tutto questo ha inciso sul bilancio del gruppo Danieli di Buttrio, leader mondiale nel settore, che sta già adottando le contromosse. Il rallentamento dell'economia mondiale, Asia compresa, penalizza il bilancio 2015-2016 approvato oggi dal CDA del gruppo Danieli. I ricavi infatti scendono del 9%, portandosi a 2.508 milioni di euro. In calo anche il margine operativo lordo, che si assesta a 211 milioni, e l'utile netto, che è di 88 milioni. Pesa la flessione degli ordini per nuovi impianti, ma anche il rallentamento e il posticipo delle commesse già acquisite. Inoltre, per quanto riguarda la produzione dell'acciaio, sui conti ha inciso il calo dei prezzi di materia prima e di vendita a parità di volumi. In ogni caso il portafoglio ordini è di 2.814 milioni, ben diversificato per area geografica e per tipologia di prodotto. Segno positivo infine per il patrimonio netto, che cresce del 4%, portandosi a 1.777 milioni. Chiaro segno delle solide basi che il gruppo friulano continua ad avere e che gli consentono di affrontare la congiuntura con nuove strategie. Dalla messa a regime delle nuove fabbriche in India e Russia all'integrazione della neoacquisita società Fata, specializzata nella progettazione di impianti per l'alluminio, ai nuovi laminatoi e alla rotoforgia nella controllata acciaieria ABS di Cargnacco. La strategia di sviluppo però fa leva soprattutto sul know-how e sull'innovazione, in particolare con il potenziamento della Danieli Academy. Il CDA, guidato da Gianpietro Benedetti, proporrà all'assemblea convocata per il 28 ottobre un dividendo di 10 centesimi per azione ordinaria e di 12 per quelle a risparmio. Il bilancio, infine, contiene anche alcune note di carattere sociale. Il valore aggiunto viene destinato per quasi il 79% alla remunerazione del personale e per il 4,2% al fisco, mentre il 14% viene reinvestito. Ed è a quest'ultima voce che negli ultimi 10 anni il gruppo ha destinato l'86% dei propri utili. È bene che i cittadini elettori si focalizzino sulle responsabilità che si assumeranno con il referendum costituzionale del 4 dicembre. Sarà un momento molto importante di esercizio della democrazia diretta. Sono parole della professoressa Elena D'Orlando, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Udine, la quale ricorda che per questa consultazione non è previsto il quorum. Il voto sarà valido anche se alle urne si recherà la minoranza degli italiani. Professoressa D'Orlando, il Consiglio dei Ministri ha stabilito la data del referendum, si svolgerà il 4 dicembre. I cittadini sono focalizzati più che altro sulle polemiche legate a questo quesito referendario. Cerchiamo di far capire perché siamo chiamati al voto. Sì, questo è vero, i cittadini adesso tendono ad essere focalizzati più sul lato delle polemiche che questa consultazione si trascina dietro. Però innanzitutto sarebbe opportuno che riflettessero sulla responsabilità che come cittadini elettori si assumeranno, perché ricordo che la consultazione del corpo elettorale nelle ipotesi di revisione costituzionale non è scontata. Mi spiego, se il Parlamento in seconda lettura avesse approvato questo testo a maggioranza dei 2/3, il corpo elettorale sarebbe stato estromesso, cioè la legge sarebbe stata immediatamente promulgata ed entrata in vigore. Il fatto che invece il Parlamento l'abbia approvata a maggioranza assoluta fa entrare in campo il corpo elettorale. E questo, secondo me, è comunque un momento molto importante dal punto di vista dell'esercizio
della democrazia diretta. Con un sì o con un no i cittadini si esprimeranno rispetto a cosa? Dunque i cittadini si troveranno di fronte ad una scheda nella quale troveranno un quesito formulato più o meno così. Volete che sia approvata la legge di revisione costituzionale che reca, e giù, tutta la serie di contenuti che questa legge di riforma reca e che come sappiamo sono molteplici. E poi sotto si troveranno la casella del sì o la casella del no. Se si esprimeranno per il sì, consentiranno, qualora la maggioranza dei votanti dovesse esprimersi per il sì, che il Presidente della Repubblica promulghi la legge, che poi la legge venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entri in vigore in base a quello che la legge stessa prevede il giorno successivo alla pubblicazione. Se invece prevarranno i no, la legge non entrerà in vigore e quindi non cambierà nulla. Ecco, ricordo che questo tipo di referendum previsto dall'articolo 138 è valido anche se va a votare la minoranza degli italiani. Non esiste un quorum partecipativo e il conteggio dei sì e dei no si fa esclusivamente sulla base dei voti validamente espressi. Ed ora la vignetta disegnata per noi da Fernando Venturini. Manamana. 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 Siamo alla pagina sportiva, ancora un giorno di riposo per Badu che però l'Udinese conta di recuperare per sabato sera. Il punto sugli infortunati nel prossimo servizio. Ancora una partita in emergenza, poi grazie alla sosta l'infermeria dovrebbe cominciare a svuotarsi. Va detto, nel momento in cui Iachini sembrava aver trovato la quadra con l'utilizzo di Samir a sinistra, la sfortuna si è accanita contro di lui. Prima di tutte era arrivata la tegola Vaghè, affermato per gran parte dell'estate, poi il brasiliano e ancora Widmer a destra, di seguito Alfredson e Badu per chiudere domenica con Evandro. Non c'è reparto, insomma, che non abbia dato il suo contributo all'infermeria, ma le cose stanno cominciando a cambiare. Da sabato contro la Lazio, Iachini dovrebbe poter contare sul rientro di Badu, oggi tenuto ancora precauzionalmente a riposo. Poi, contro la Juventus, complice anche la sosta, ci sono ragionevoli speranze di poter contare su Samir e Alfredson. I tempi più lunghi riguardano invece Widmer, che rientrerà dopo la sosta di novembre. Di novembre si parla anche per Faraoni, per il quale comunque al momento non sembrano aprirsi grossi spazi. Si teme infine una microfrattura al piede per Evandro, sottoposto oggi a risonanza magnetica. E non aiutano i precedenti contro la sfidante di sabato sera, la Lazio, precedenti da brividi per Iachini. L'anticipo di sabato riserva un altro cliente difficile per l'Udinese. I precedenti tra la Lazio e i bianconeri infatti non sorridono ai friulani, che possono però sperare nel fattore Friuli. Nell'impianto dei Rizzi, su 37 partite disputate, 13 sono a favore dell'Udinese. Resta sostanzialmente questo il dato statistico positivo. La dura realtà dice che l'Udinese è la solita squadra dalle prestazioni altalenanti, con grossi problemi in fase difensiva, 9 reti subite nelle prime 6 gare, ancora difficoltà a trovare il gol, 6 fatti, 1 a partita. Sabato si troveranno di fronte due squadre simili per certi versi, molto meno per altri. Anzitutto il valore della rosa, quello della Lazio di 161 milioni, quasi 69 in più per l'Udinese. Per l'ultima campagna acquisti Lotito ha speso 35 milioni contro i 13 dell'Udinese e i precedenti tra Iachini e la Lazio poi sono da brividi, una sola vittoria e ben 6 sconfitte per l'allenatore bianconero. Il calciatore più prezioso per Inzaghi e tutta la Lazio è quel Biglia, che sarà out sabato e per un paio di mesi oltre. C'è poco da stare allegri però, visto che l'Udinese anche a Reggio Emilia ha dimostrato di non saper approfittare delle assenze altrui. La storia recente, tra l'altro, vede la Lazio spesso vincitrice sui friulani. Negli ultimi 10 incontri gli aquiloti hanno vinto 6 gare, perse 3, ma fatali, lo ricorderete, per la lotta per l'Europa, e pareggiata 1. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, che termina qui. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. L'anticipo di sabato riserva un altro cliente.